Sono la fiscalità locale, quindi come riuscire in qualche modo a fare in modo che le fasce più deboli abbiano meno pressione fiscale, la questione della casa, il problema emergente, la questione dei servizi sociali e quindi le risposte ai soggetti anche qui che hanno bisogno e sono in difficoltà, la questione della sanità nel territorio, perché ricordiamoci che i sindaci sono la prima autorità per quanto riguarda la sanità che si incontra come cittadino, e poi tutti gli altri temi che riguardano insomma il vivere quotidiano. Noi vogliamo risultati concreti, ci rapportiamo con i comuni per trovare strade condivise e soluzioni anche a situazioni molto complesse come quelle che stiamo vivendo in questo periodo. Per le persone più fragili, per le famiglie più deboli ci siano attenzione sia per pagare meno tasse addizionali IRPEF comunale, sia per avere prestazioni a costo ridotto e quindi utilizzando l'ISEE. E quindi sui comuni abbiamo ottenuto un'attenzione molto forte in questa direzione, sapendo che le risorse sono calanti e i bisogni sono crescenti. Se si riesce ad avere un'azione sulle politiche tariffarie, se si riesce a fare in modo che ci sia del recupero sull'evasione fiscale, che questo recupero possa essere reinvestito nel territorio, se c'è la possibilità di aiutare i non autosufficienti, questo si traduce rapidamente in una condizione di minor sofferenza per chi ha difficoltà.